Oggi è il giorno di Sant'Alessio, patrono dei pellegrini e dei viaggiatori. Il nome Alessio viene dal greco e significa colui che protegge. Il 17 luglio si celebra la giornata mondiale delle emoji, ovvero delle faccine immagini che ormai appaiono in ogni conversazione digitale o commento sui social network. Nate oltre 30 anni fa come evoluzione delle vecchie emoticon, composte da vari caratteri presenti sulla tastiera, semplificano la comunicazione, rendendo più comprensibile il tono di un messaggio, ma possono anche esprimere interi concetti in modo immediato e divertente. Una dinastia durata 300 anni ed estinta il 17 luglio del 1918. L'ultimo zar dei Romanov, Nicola II, la moglie Alexandra e i loro 5 figli, che avevano tra i 10 e i 20 anni, vennero giustiziati a Ekaterinburg dai bolscevichi. A dare l'ordine del massacro fu anche Lenin, leader del nuovo regime comunista russo. Occhio al cinema. Come si preparano gli attori per interpretare i personaggi dei film? Usano metodi molto diversi tra loro. In particolare Brad Pitt, per il film Fight Club, decise di spiare davvero dei detenuti per riuscire a capire come vivessero all'interno degli ambienti carcerari. Ha passato parecchi giorni ad osservare i loro comportamenti, gli sguardi e i modi di fare per rielaborarne una sua versione e portare in scena Tyler Durden. Buongiorno ai 12. Oggi i pianeti formano un reticolato molto solido di aspetti che sembra garantire e proteggere un po' tutto quanto è nella realtà dei 12 segni zodiacali. Solo Marte e Venere sono molto distonici, per cui alcuni segni zodiacali avranno paura di perdere la relazione. Vediamo quali e perché. Ariete. C'è molta carne al fuoco e per quanti successi per ora avete mietuto, in amore probabilmente c'è qualche forma di insicurezza che non vi permette ancora di essere sereni, ma non basta una rondine per far primavera, quindi non temete. Toro, per voi Venere è ancora abbastanza in crisi, seppure vi sentite molto più sicuri e molto più ferrati in tutta una serie di faccende, dovrete vedervela un po' con le spigolosità del partner con cui ancora c'è qualcosa da chiarire. Gemelli, Venere nei vostri gradi, seppure confortata da Mercurio e da pianeti potenti come Saturno e Nettuno, a volte non si controlla, proprio perché gli istinti a volte diventano veramente molto forti e potenti. Alcuni di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti, altri invece muoiono dalla voglia di vuotare al partner il sacco su tutta una serie di cose che non vanno. Cancro, per voi oggi la luna è un po' dispettosa, proprio la vostra signora si scaglia contro Giove in una maniera antipatica, mettendo ancora una volta in discussione delle cose che sono un po' troppo reiterate. Molto probabilmente, che siate voi o il partner, forse state sragionando troppo su un qualcosa che è molto più semplice da risolvere di come lo vedete. Guardate bene. Leone, la giornata di oggi vede una luna molto amica, un Mercurio che riesce a dialogare con lei e con Venere, per cui proprio per voi in amore invece di incertezze ci sono proprio delle certezze, delle parole rassicuranti che scalderanno il vostro cuore e vi faranno andare sereni nel mondo. Vergine, la giornata di oggi vede questo contrasto Venere e Marte. Marte è vostro ospite, per cui oggi potreste veramente essere in disaccordo con il partner e sentirvi impediti in qualcosa. Forse non vi sentite seguiti, forse non vi sentite spalleggiate come vorresti. Date tempo comunque al partner per adeguarsi un po' alle vostre di esigenze. Voi l'avete già fatto abbastanza a lungo. Bilancia, la vostra giornata oggi è
caratterizzata da questa opposizione di Luna, di Saturno e di Nettuno. Seppure Venere tenta disperatamente di fare capire al partner che ci sono tutta una serie di spigolosità e di poca diplomazia che non vanno affatto bene. Probabilmente avreste bisogno di dolcezza e di attenzione, ma siete un po' troppo attaccati sia nell'ambito lavorativo e poco sostenuti dal partner. Scorpione, giornata oggi che vede una certa ambizione farsi strada dentro di voi. Sapete di avere dei tempi da rispettare e come in una gara, in un concorso, volete arrivare in tempo a fare del vostro meglio. Ci riuscirete con l'aiuto di un collaboratore. Sagittario, giornata oggi che vede una luna amica, l'umore si riequilibra un po', anche se Venere e Marte fanno ancora i dispettosi. Sicuramente il lato psicologico della faccenda è molto più tutelato e salvaguardato. In amore però dovete un po' aggiustare le abitudini nella convivenza e soprattutto nei tempi. Capricorno, giornata oggi che vede il Bailam planetario proiettarsi su un senso di stanchezza che vi annoia un po', dialoghi scarsi, distanti. Solo Marte con la sua perseveranza unita alla vostra strategia saprà tenere duro ed avere infine la vittoria. Insomma, da oggi programmerete una strategia a lungo termine. Acquario, la vostra giornata oggi comincia a essere abbastanza complessa. Il Sole comincia a dare segni di opposizione a Plutone nei vostri gradi e quindi ora accusate un po' la stanchezza, un po' di pressione bassa e tutto quello che può comportare un iperstress da lavoro in cui avete dato tanto. Non per questo non mancherà il plauso e l'approvazione dei vostri referenti pesci. La vostra giornata oggi è caratterizzata da una caleidoscopia di aspetti intorno a voi che vi distraggono persino dalle pungolature di quel Marte e di quella Venere che proprio non ne vogliono sapere né andare d'accordo. Oggi lascerete un po' sbattere il partner e sentirvi sempre accusati o comunque messi in discussione è una cosa che oramai vi dà fastidio, per cui glisserete e farete i vaghi e i distratti. È una buona tattica per eludere lo scontro. Il primo giorno si rivelò un disastro, probabilmente a causa della fretta. Molti edifici erano ancora appena dipinti, le attrazioni non erano complete, si verificarono frequenti interruzioni di energia elettrica e le code per l'ingresso e l'uso dei bagni erano estremamente lunghe. Tutto ciò avvenne sotto la stretta supervisione di Walt Disney stesso, che si occupò personalmente dell'apertura di Disneyland ad Anaheim, vicino Los Angeles. Il primo parco divertimenti dedicato ai personaggi dei cartoni animati fece il suo debutto il 17 luglio 1955, in quella che fu considerata una domenica nera. Fortunatamente nel giro di poco tempo la situazione migliorò. Almeno una volta nella vita avrete sicuramente pronunciato queste parole. Gioia, ma cerca di metterti nei miei panni. In pratica avete invitato ad immedesimarsi in voi, a cercare di comprendere i vostri sentimenti e come vi sentite. Gli inglesi utilizzano l'espressione to put yourself in someone's shoes, che significa letteralmente mettiti nelle mie scarpe. La matta di oggi è Billie Holiday, considerata da molti la più grande cantante di jazz di tutti i tempi. La sua storia ebbe origini complesse. Nacque da un fugace amore tra un suonatore di banjo e una ballerina di soli 13 anni. L'adolescente fu vittima di uno stupro e finì per essere sfruttata come prostituta in un bordello. Tuttavia, negli anni 30 un impresario che credeva in lei non si fece scoraggiare dagli iniziali insuccessi e aprì la strada a una voce indimenticabile, intensamente drammatica, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso qualsiasi brano cantasse. Billie collaborò con i grandi nomi del jazz e affrontò coraggiosamente le discriminazioni razziali. Ci salutiamo con la frase del giorno. La verità non è sempre bella, ma la fame di verità sì. E noi abbiamo fame di verità, di curiosità e vi aspettiamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.